direi che siamo sul livello del 2018, della mareggiata del 2018, e ci sono stati diversi danni, parecchi danni alle strutture degli stabilimenti balneari. La piattaforma in cemento armato sollevata e tranciata di netto alla base, muretti in mattoni e cabine abbattuti, una spessa porta in acciaio quasi sfondata. I danni agli stabilimenti balneari del Levante, la cui conta continua in queste ore, fanno solo intuire la forza con la quale il mare ha sferzato il litorale in questi giorni. Oggi il mare è ancora mosso, ma decisamente meno delle scorse ore, quando il Libeccio ha spinto contro la costa onde di oltre 7 metri per 2 giorni quasi consecutivi, iniziando venerdì per replicare nello stesso identico modo anche domenica. Un mare distruttivo, sia venerdì notte che ieri notte hanno picchiato molto forte. Onde così se ne vedono raramente, ma ultimamente direi che 2018-2023 sono passati 5 anni nel mezzo dei tifoni, e tutti gli anni siamo a contare dei danni. Secondo una prima stima si parla di danni per oltre 400.000 euro. In queste ore le associazioni di categoria dei balneari sono in contatto con la Regione e le segreterie nazionali per chiedere la possibilità di qualche forma di risarcimento. All'incertezza delle concessioni, che non sappiamo se l'anno prossimo ci saremo ancora, è subentrato anche questa emergenza e questi danni che ormai sono all'ordinario e non allo straordinario. C'è chi ha detto che i balneari non si vogliono assicurare contro questi eventi, è possibile farlo? Non è possibile, noi ci vorremmo assicurare, ma non esiste compagnia assicurativa che assicura contro il mare. Andrebbero sicuramente in perdita le assicurazioni, e invece di andare in perdita le assicurazioni ci andiamo noi. Nei prossimi giorni sarà da mettere in campo anche una ricognizione dei danni subiti dalle difese a mare. A Lavagna i pennelli hanno protetto la costa, ma in alcuni casi non hanno retto la forza delle onde. Bisognerà vedere anche le condizioni della diga soffolta, perché andrà sicuramente rimpinguata, rinforzata, perché come è stata fatta è stato un accenno, ecco. Però devo dire che, come dicevamo noi da molto tempo, l'idea di mettere queste dighe soffolte è una buona idea, ha aiutato a mitigare i danni.